Marino Zorzato, una giornata importante con numerosi giovani che vogliono saperne di più sul loro futuro e in che modo investire lavorativamente. Bello vedere 500 ragazzi delle scuole superiori che in qualche modo provocano da un lato, ascoltano dall'altro e si confrontano con la politica, con l'industria, con il mondo della formazione. Credo che sia ora che la scuola in qualche modo esca e che chi ha responsabilità parli con la scuola. D'altra parte parliamo sempre di giovani, di occupazione che non c'è, di prospettiva, ma chi meglio di loro ci può stimolare? E allora oggi abbiamo parlato di banda larga, di agenda digitale, di wifi libero, parliamo di impresa, di rapporto del giovane col mondo. E se il nostro Veneto è stato grande, grande per la forza dei nostri artigiani, dei nostri commercianti, della piccola impresa, oggi quel modello straordinario va ancora bene se diventa nuovo. Cioè se pensa alle nuove forme di impresa, alle nuove aggregazioni, se pensa alla banda larga, se pensa in qualche modo al cloud, se pensa al Fab Lab, se pensa in qualche maniera moderno. E allora chi, meglio dei giovani, può far pensare moderno e nuovo al mondo dell'impresa? Ecco questa contaminazione straordinaria, questa bellissima giornata. Ecco, la Regione Veneto in che modo investe su queste cose? Un convegno di 3 giorni fa fatto con tutti i massimi esponenti nazionali sul sistema dell'agenda digitale ha dimostrato che il Veneto di qualche anno fa, che era un po' fanalino di coda, oggi è un Veneto che in tutti i parametri rispetto al tema dell'agenda digitale, cioè il nuovo che avanza, supera la media nazionale e in alcune cose fa eccellenza. Fra qualche giorno avremo 420 laureandi veneti, laureandi, quindi ragazzi che stanno ancora studiando, che entreranno in impresa veneta, piccole e medie imprese, questa volta sì a formarsi, come si dice, ma soprattutto a formare i loro padri, i loro zii, i nostri amici, coloro che oggi fanno impresa e che come me molte volte hanno bisogno di guardare al futuro ed essere contaminati dai giovani che già sono nel futuro. C'è bisogno di tenerli in Italia però, perché questa è la problematica che sta sorgendo sempre più spesso, che i ragazzi se ne vanno all'estero. C'è bisogno che abbiano le competenze per far sì che anche in Italia si possa fare impresa. Non basta fare impresa, bisogna farla moderna, ormai si guarda il mondo, l'export è importantissimo, il turismo attrae in qualche modo capitali e persone, dobbiamo essere innovatori, nuovi, far sì che l'Italia torni a essere interessante, e lo è già, ma soprattutto che loro stessi trovino le opportunità per creare imprese in Italia. Noi non dobbiamo pensare di far noi l'impresa, ma dare a questi giovani straordinari il modo, l'opportunità, gli strumenti per fare l'impresa che guarda il mondo in Italia.